Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostro ospite in questa occasione, Andrea Arman. Ben trovato. Grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori. Andrea Arman, avvocato trevigiano, è candidato per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Montebelluna, Asolo, Pieve di Soligo per la Camera. E Andrea Arman, lo ricordo, è anche il presidente del coordinamento delle associazioni dei soci delle banche popolari venete, Don Enrico Torta. Avvocato Arman, i principali indicatori di produttività, di produzione industriale, il PIL, il tasso di saturazione degli impianti industriali, gli ordinativi sono in aumento. Insomma, l'economia veneta sembra aver ripreso dopo la grande crisi. E quindi, insomma, il Veneto, secondo lei, sta meglio? I problemi sono alle spalle? Domanda intrigante alla quale rispondo volentieri per introdurre un modo diverso di valutare il PIL. Ovviamente tutti siamo ben felici che l'economia del Veneto si stia riprendendo dopo il grave colpo delle banche popolari venete. Ma ciò non significa che a questo aumento, algebrico della produzione vi sia davvero quello che tutti noi cerchiamo, ovvero sia anche un aumento del livello di felicità. Perché troppo spesso riteniamo che l'uomo viva di numeri e viva di denaro. L'uomo vive anche di tempo da dedicare a se stesso, alla famiglia, agli affetti, alla cultura, e vediamo che purtroppo la provincia di Treviso e il Veneto intero in questa direzione sta peggiorando di anno in anno nelle statistiche. Dunque il significato del PIL deve essere in qualche maniera rivisto. Il PIL significa una maggiore produzione, ma significa anche probabilmente un maggiore inquinamento del territorio, un maggiore affollamento sulla strada, più morti sulla strada, più infelicità conseguente a situazioni di degrado sociale. Io vorrei che nel Veneto, oltre a dimostrare una grande capacità di reazione dal punto di vista lavorativo, emergesse anche una forte capacità di reazione per farsi rispettare. Ogni volta che c'è una crisi il Veneto reagisce allo stesso modo, nel DNA delle genti venete, aumentando l'impegno lavorativo. Ma credo che questa sia una crescita che, come tutte le crescite, ad un certo punto dovrà arrivare ad una conclusione. La conclusione sarà penosa per tutti, perché il degrado ambientale, il degrado sociale sono situazioni che tutti stiamo avvertendo. Oggi nel territorio veneto, più che di una necessità di ulteriore lavoro, che questo è sacrosanto e deve essere sicuramente positivamente valutata, ma vi sia una necessità di consapevolezza del proprio ruolo, una volontà di farsi rispettare a livello locale, nazionale ed internazionale, per migliorare anche gli altri parametri che sono fondamentali per vivere su questa terra. E ripeto, il benessere della persona, gli affetti. Io frequento spesso la casa di ricovero dove è affidata una zia con la quale ho un rapporto molto lontano, e lo faccio volentieri, ma lo faccio anche perché mi riporta alla mente il dramma di tanti anziani abbandonati dentro questi istituti perché i figli non hanno il tempo per attendere loro. E dobbiamo, secondo me, recuperare il senso delle cose, non dobbiamo invertire i valori. Il valore centrale della vita della persona per me deve sempre essere l'indirizzo e la forma di massima attenzione nella nostra società. L'economia è funzionale alla persona, non invertiamo i fattori. Ecco, avvocato Arman, ma allora occorre un cambio di modello? Ad esempio, in questi ultimi anni si è spesso parlato, c'è quasi una vera e propria corrente filosofica in questo senso di decrescita felice. Ci vorrebbe un po' di decrescita anche per il Veneto?
Parlare di decrescita nel Veneto è un po' una bestemmia. Il Veneto ha una vocazione alla crescita propria nel DNA delle persone di questa terra e chi arriva nel Veneto ne viene contagiato. Io preferirei parlare della necessità di fare una crescita più attenta ai bisogni della persona innanzitutto e del territorio, non necessariamente una decrescita. Nel Veneto è pacifico che vi sia una qualità della vita non altissima. Noi veneti non viviamo bene, lavoriamo tantissimo, produciamo, ma non abbiamo un ottimo rapporto con noi stessi, con la famiglia, con gli affetti. Ed allora dovremmo cambiare un po' il nostro schema valoriale, cioè ponendo magari davanti aspetti che sino ad ora, per necessità anche di affrancamento ad una recente povertà, abbiamo posto innanzi il denaro, il benessere economico, viceversa che l'affetto, l'amore, la relazione. Grazie all'avvocato Andrea Arman, candidato per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale per la Camera di Montebelluna. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a lei, un saluto ai risparmiatori e ai cittadini. Grazie anche da parte mia per averci seguito, vi rinnovo l'invito ai prossimi appuntamenti di approfondimento dedicati sempre ai temi delle elezioni politiche del marzo 2018. Grazie. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.